Salve a tutti, facciamo ora un esercizio nel quale dobbiamo calcolare le due forze che agiscono, le forze con quali due sostegni agiscono su una tavola, cioè questi due sostegni sorreggono una tavola e con quale forza la sorreggono. E qui abbiamo un carico su questa tavola. Allora, per capire un po' meglio, se questo carico fosse messo esattamente nel centro, è ovvio che la forza in questo sostegno sarebbero entrambe uguali tra loro. Ma se questo carico è spostato, diciamo come qui, più verso sinistra, allora questa forza in questo sostegno a sinistra dovrà essere per forza più grande di quest'altra a destra. E proprio questo ci interessa calcolare. Allora, conosciamo la massa di questo carico, 50 kg. Consideriamo anche la massa della tavola, che è 15 kg. Sì, questa tavola qui. Allora, la lunghezza della tavola è 200 cm e il baricentro di questo carico è messo a distanza 75 cm qua dalla fine. E ci interessa la forza A e forza B, che ovviamente ci aspettiamo che forza A sia maggiore di forza B. E quindi noi adesso in realtà ci scegliamo un punto come asse dove c'è l'asse di rotazione. Ma qualcuno può dire: ma qui non ruota niente. Sì, è vero, però possiamo immaginare di mettere in realtà dove vogliamo questo asse di rotazione e calcolare i momenti in base a quel punto. Però diciamo ha anche un senso fisico metterlo qua, perché immaginate che questo sostegno B si rompe. La tavola, se si rompesse il sostegno B, farebbe così, ruoterebbe davvero intorno a questo punto. Va bene, allora, visto che abbiamo scelto questo punto, rispetto a questo punto, questa forza Fg1 del carico vuole ruotare così, il peso della tavola vuole ruotare così, il peso della tavola agisce nel centro, ovviamente nel baricentro, che lo prendiamo nel centro perché consideriamo una tavola omogenea. E questo Fb invece rispetto a questo punto vuole ruotare così, in verso opposto, quindi questi due daremo un segno, i momenti di queste due forze daremo un segno, al momento di questa forza daremo il segno opposto. Quindi questo il momento qua lo chiamo M1, questo lo chiamo M, questo MB, e questo ha un segno opposto agli altri due, e la somma è uguale a 0, in modo perché non ruota niente, appunto, che è in equilibrio. M1 è Fg1 per R1, il suo braccio. M relativo a questo Fg, questo agisce nel centro, quindi rispetto a questo punto abbraccio R mezzi, un mezzo R, perché agisce proprio qua sulla metà. E Fb invece ha come braccio, cioè la distanza tra Fb e questo è proprio R, Fb per R uguale a 0, e Fg1 M1 per G, e Fg è M per G. Questo Fb non è un peso, quindi non vado a scriverlo come qualcosa per G, rimane Fb, infatti è proprio quello che cerchiamo in realtà. Allora, adesso porto questo termine dall'altra parte, che quindi questo diventa un più. E adesso lato sinistro è uguale al lato destro, allora il lato destro è uguale al lato sinistro, scambio i due lati, quindi scrivo Fb per R uguale a questa espressione. Adesso, perché io cercavo proprio Fb, divido con R e trovo qui Fb. Allora adesso potrei anche scrivere M1G R1 tutto fratto R, però diciamo che ho scritto solo R1 fratto R, mi piaceva più fare così, poi vediamo anche perché. E qua invece in questo secondo termine R va via, quindi mg per un mezzo mg. Potevo anche scrivere tutto insieme fratto R, però posso andare anche a spezzare volendo, specialmente perché qui c'è questo R che va via. Quindi M1 50 kg, G adesso lo rotonda a 10 metri al secondo quadrato, adesso non vado, giusto per far vedere l'esercizio, non so se andiamo a prendere valori più precisi. Qui abbiamo R1 fratto R, 75 cm fratto 200 cm. Allora, in genere bisogna mettere unità di misura standard, ma qui vedo che va bene mettere in centimetri perché tanto i centimetri si semplificano.
qui ho un mezzo, 15 kg e di nuovo G prendo 10 metri al secondo al quadrato. Qua 75 su 200, qua semplifico, diventano 3 ottavi, moltiplico con questo e trovo 187,5 newton, perché newton che sono kg metri al secondo quadrato. Qui anche kg metri al secondo quadrato anche sono newton. Faccio ancora questa somma e trovo quanto è FB. Ho trovato il valore di FB, adesso devo cercare FA. Potrei ripetere lo stesso ragionamento prendendo l'asse di rotazione qui e ripeterei lo stesso ragionamento, solo che sarebbe un po' lungo, no? Dovrei rifare tutto questo. Volendo si può anche fare, specialmente se uno non è sicuro di aver fatto qualche errore, magari vuole se calcola di nuovo secondo il procedimento lungo anche quell'altro, anche FA, poi magari può vedere se tutti i conti tornano, però diciamo che si può fare anche in modo più semplice. Qui avevamo la somma dei momenti con i loro segni uguale a 0. Noi possiamo prendere, questo è l'equilibrio dei momenti e questo invece è l'equilibrio delle forze. Possiamo prendere le forze con i loro segni sommate danno 0, perché questa cosa non si sposta, non è che va su o giù, rimane fermo, no? Allora si può mettere anche l'equilibrio delle forze e quindi FA e FB vanno verso l'alto, FG1 e FG vanno verso il basso, quindi queste due gli diamo un segno, queste due gli diamo il segno opposto, è uguale a 0. È un ragionamento simile a questo, qua con i momenti, qua con le forze, poi questo e questo termine posso portare entrambi dall'altra parte e diventa FG1 più FG, per dire che volendo potevo, invece di scrivere questo, potevo scrivere direttamente questo, perché facendo questo ragionamento la somma delle due forze verso l'alto deve essere uguale alla somma delle due forze verso il basso, perché sennò questa asse, questo si muoverebbe verso l'alto verso il basso, questa tavola verso l'alto verso il basso, e sappiamo che non è così. Allora, vabbè, e adesso FB lo porto dall'altra parte, meno FB, e qua FG1 lo scrivo come M1 per G, FG lo scrivo come M per G. E perché allora uno può dire perché non l'ho fatto già prima all'inizio in modo così breve? No, non si poteva, perché qui ad esempio usiamo il dato di quanto è FB per calcolare FA, quindi una volta dovevamo scriverlo per forza. Va bene, allora mettiamo qua tutti i dati, 50 kg, 10, 15 kg, qua 10 e mettiamo il dato di FB che abbiamo calcolato prima. Adesso abbiamo sempre kg metri secondo quadrato, anche qua abbiamo newton, newton, newton. Facciamo il calcolo e troviamo 387,5 newton. E infatti FA è più grande di FB, proprio come ci aspettavamo, perché il carico è spostato più verso sinistra. E quello che dicevo dei conti che tornano, se calcolate sempre con lo stesso procedimento, ragionando, mettendo il punto di l'asse di rotazione qui, vi calcolate anche in quel modo lì FA, allora poi potete andare a sommare FA e FB e vedere se tornano i conti riguardo a questo proprio, se proprio volete farlo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.